Ma che bello Desiree essere qui in compagnia dei nostri amici spettatori. Guarda, la signora lo giudice, guarda, la signora Barbera, la signora Fazio, guarda. Sono a casa. Guarda, io li vedo tutti. Ci sarà una signora Fazio che ci guarda da casa. Che bella sta cosa. Saluto te, perché tu meriti il mio saluto. Io dico, ma posso dire una cosa? Posso dire un attimo una cosa? Ma esiste una trasmissione in cui si salutano le telecamere? Saluto anche te che ci fai questo bel piano a due. Ma che piano a due? E saluto anche te che ci fai questo laterale. Niente, basta. Ma non posso non salutare la nostra Camera dell'Artrosi Cervicale. Non dico più niente. E scusa se ti spingo. Sì, certo, no, prego, figurati. Amica! Non dico più nulla, ragazzi. La Piccerilla va salutata. E chi è che ci toglie da tutti i malanni? Vabbè, se no chi ci toglie da tutti i malanni? malanni? Mica se non lo salutiamo. zio Gianni. Lo zio Gianni grande oggi zio mostra Gianni, oggi il suo, è contento. Oggi sì, lo vedo messo veramente un po' di tre contento. quarti. E allora, oggi faremo delle ricette un po' particolari. Dai, ci sono. Va bene, partiamo per esempio, che ne so, facciamo una pizza fatta con i finocchi. Dai, veramente? Quindi insomma una pizza leggera. Leggera, però insomma, ci mettiamo un po' di salsiccia, un po' di parmigiano, ma ti farò vedere, ti farò vedere come si conde. Poi faremo delle bruschette vegetariane, proprio vegetariane, perché chi onoriamo oggi? Sua Maestà il parmigiano. Il parmigiano fai oggi? Oggi facciamo una bella crema di parmigiano, i finocchi col parmigiano. Io lo metto ovunque, in tutte le paste lo metto, cercando di nascondere il sapore, non mi viene tanto bene, dico vabbè. Tu che fai? Eppure se metto un po' di parmigiano forse migliora. Guardalo. Che c'è? Cioè, secondo questo, se lei cucina, tutto questo perché lei fa capire che cucina, fa niente. Che hai detto? No, dicevo un pensiero. Adesso io ti prendo questa piccola bulla di qua, così. Sì. Tu prendi quell'uovo. Uno solo? Sì, e me lo sbatti. Dai, dai, dai. È sodo, ragazzi, è uno scemo. Era un uovo sodo. È cretino, ragazzi. Ma puoi ridere così? Io dico dai, ma si può ridere così? Che devo fare con l'uovo sodo? Niente. Me lo mangio. Mangiatelo. E allora, perfetto, per cui partiamo. Dobbiamo fare, per prima cosa dobbiamo creare un impasto. Sì. Per fare, sai cosa? Cosa? Le nostre bruschette vegetariane. Vai. E partiamo così, guarda. Mettiamo un poco di questo. Olio. Così. Buon olio così. Mettiamo un poco di cipolla. Dai, tieni. E lo andiamo un poco a sminuzzolare in this way. Potremmo anche farla un po' più grossolana perché poi dobbiamo fare altri procedimenti, guarda. Eccola. La andiamo a mettere qui e nel frattempo che lei si rosola appena appena, guarda e facciamo, prendiamo i piselli secchi e mettiamo dentro. Così. Ragazzi, cosa vi sto preparando oggi? Cosa? Bruschette vegetariane, una ricetta veramente molto particolare. Esatto. E vi sto preparando. Vabbè, diciamo, lo facciamo insieme. Ok, prendiamo questa boccia così d'acqua. Bene, così. Quindi cipolla, piselli secchi. E come vedi stiamo quasi, è presente, quasi risottando. Quasi risottando, che è un termine che io non amo molto, però va bene. E andiamo. Ecco così. E andiamo così. Ecco via così. E vai, oh mia bella Madonnina, primo piano. Che te brilla da lontano. Oggi c'era poca mente. È andata. Oggi c'era un tempo strano. Un po' più primaverile. C'è un tempo strano. Allora, quindi... E andiamo, questo qui faremo più volte questo lavoro di fare scendere l'acqua, aggiungiamo. L'avete mai viste voi le bruschette vegetariane, no? E noi le facciamo. Non l'avete mai viste? Desiree, copriamo. Copriamo. Dobbiamo andare cottura. Bene, e noi copriamo. Andiamo a coprire così. Perfetto. Perfetto. Poi ci prepariamo tutto il resto che ci serve per fare queste bruschette. Sì. E prendiamo la patatas. La patatas, così a cubettini. Sì, tanto ora andiamo ti faccio vedere cosa gli succederà a questa patatas. Così.
Così. E la andiamo a mettere nel frulliere. Qua, nel Sì. frullatore? Vai. Sì. Andiamo. Così. Così. E gli diamo Ecco. una prima frullata in modo che non ci rimane la patata intera. Eccolo. Va bene, vediamo così. Andiamo. La patata cruda, eh? Cruda? La Mi frulli? raccomando, cruda. A questo punto, già nella televisione i tempi volano. Quanto ci sta Questo è già questo? pronto, almeno mezz'oretta di Mezz'oretta cottura. così di cottura. Ed è già pronto. E la magia della televisione cosa dice? Che noi Ce lo l'abbiamo abbiamo già già pronto. fatto, già Guarda, pronto. guarda come è diventato. Ah, ma diventano proprio Così. tipo lenticchie. Pazzesco, ragazzi. Certo, Io non l'ho mai così visto ancora questo. sono un po' duretti. Certamente voi immaginate un pisello che si sente lenticchie. Insomma, lenticchie verde. Sì. Il pisello proprio questo, sei Piselli sicuro? secchi, sì. Oh. Perché siete, ragazzi? Spegniamo il fuoco e ci portiamo da questo lato. Sì. Guarda. Bene, buono, eh? Buoni, piselli secchi così. Dove si comprano questi? In farmacia con la Al ricetta. supermercato? Sì. E li abbiamo messi qui. Bene. Bene. Hai visto? Pensate, la patata cruda. Esatto. Andiamo a chiudere. E il pisello cotto. Basta. Ma è lui, ragazzi, che è un porco, abbina sempre questi ingredienti, la salsiccia Ecco, con la vedi? patata. E andiamo così. Questo lo togliamo. Sì, Gentilmente mi dai un uovo? ma certo, caro. Come lo vuoi questo? Un uovo, sì. Un No, uovo stavolta sono vero. sodo, lo vuoi? No. Aggiungiamo un uovo. Aggiungiamo il sale. Ti ricordi che abbiamo messo un po' di cipolla, vero? Sì, sì. Ma io a crudo Che vado ci ad metti? aggiungere Un po' di soffritto? sedano, carota e cipolla. Sedano, carote e cipolla tritato così. Sì, che ci dà, credimi, dà Pazzesco, ragazzi. una marcia in più. Mi dai poi il La base di parmigiano? tutto, qualsiasi cosa la sistemate. Mi dai voi il con sedano, parmigiano? carote e cipolla, come il parmigiano. Bello, abbondante, Mi dai un po' di pan grattè certo. e della farinè che farà ancora più da E un po' di incollare. farina? Poi le dosi esatte le Vediamo potete dopo. vedere. Comunque considerate che ho messo un paio di cucchiai Ecco. alla volta. Andiamo a richiudere e vediamo. E stiamo facendo questo bell'impasto. Gli diamo un pochino di olio, glielo diamo. Bene. Ecco qui. E lo facciamo E andare questa avanti. è la base delle nostre bruschette, giusto? Brava! E qui l'impiasto è pronto e lo andremo a mettere in una bowl. E lo lasciamo. Sposta questo, Qui. mettilo lì. Brava. A te. La Marisuccia. Non lo leva più tanto, non ce la fai. Dai che ce la fai. Ce l'ha fatta, grande Desiree. Ecco. Aspetta, qua c'è il ben di Dio. E noi non siamo per gli sprechi, vero Desiree? No. Perché effettivamente, ora, per dire una cosa un po' seria, c'è tanta gente che veramente conosce la fame e allora in rispetto a questo noi non dobbiamo buttare nulla. Neanche Desiree butta nulla, Desiree assaggia direttamente. Giusto? Sai che me lo chiedono? Ma che fate poi con tutte le cose E cucinate? andiamo a mettere qui, guarda. Sapeste. Ecco qua. Si può mangiare questo secondo te? Certo. è Adesso tutto- così? Sì, prova. È buono. Oh.
E nel frattempo noi facciamo consigli per i consigli, non vi muovete. È vegana questa puntata? No, vegetariana. Vegetariana? Vegetariana, si può dire vegetariana, sì. Tranne poi non tanto. Più o meno. Meno più. Ciao! Allora, Questo è il nostro composto. Cominciamo col preparare le bruschette. le bruschette. Ci bagniamo le mani con un po' di olio di oliva. Sì. Prendiamo il composto. Che poi potrebbero essere anche delle polpettine Anche fritte, sì, vegetariane. buonissime. Giusto? Buonissime, ti fai un sugo e ci metti queste polpette. Spettacolo. Andiamo a formare queste Quindi. bruschettelle così. È più la forma che sa di bruschetta, Esatto. giusto? Facciamo così. Mettiamo. E andiamo. A preparare queste bruschette. Bene, quindi in padella così senza niente, Così. giusto? È chiaro che la televisione è televisione. Le abbiamo, Noi ce l'abbiamo già facciamo vedere il fatte, procedimento, giusto? faremo vedere come risulteranno, ma noi le abbiamo Le abbiamo già fatte. Per Seconda cui, ricetta, allora, che passiamo, no, No? aspetta, dobbiamo finire questa, passiamo a questa e dobbiamo fare la crema di cos'è? parmigiano. Ah, la crema di parmigiano. Questo lo spostiamo qua, prendiamo una pentola, Desiree, e facciamo il roux. Mamma mia, ragazzi, il E roux, facciamo il roux. burro, Burro, farina, brava, farina e burro. tieni. Facciamo sciogliere nel frattempo. Quelle Queste vanno quasi stanno girate? andando. Ancora no, tra poco sì. Quando sei pronto vado io, eh? Sì, e stai attento a non le rompere. Tu sei una che rompe. No, abitualmente. dai. Quindi, Prendiamoci una frusta così siamo pronti all'opera. Vedi, sta cominciando a fumare, il che significa che vogliono essere le possiamo girate. girare, va bene questa? Vedi un Aspetta, poco, vedi un scusami. poco. Vedi te? Prima ho entrato quella, si passa. No, non va bene, ragazzi, No, la ci paletta. sono, esatto. Te lo dico io quale devi prendere. Anche questa. Questa? Anche questa. Fantastica. L'abbiamo bruschettata per bene. Mamma mia, ragazzi, qua ci vuole veramente un suono Una di ola, fanfara. una ola. Una ola hop, ola. C'è il movimento, capito, che fa? Così. C'è questo movimento che è quasi Questo professionale. movimento professionale. Professionale veramente. Quindi, il roux a che punto è? Stiamo preparando il roux. Ci siamo? Andiamo col roux. Bene, Frustiamo questo roux. frustiamo. Eh? No, niente. Ho sentito, ho sentito. Si denuncia. Allora, vedete? Voi abbiamo dite fatto? che cosa sto facendo? Ho rovinato tutto, invece no, i segreti della cucina, ragazzi. Dice che cos'è? Ho combinato qua una porcheria. Allora, tu no? sai che il latte ci vorrebbe Questo è caldo. Ma noi ci abbiamo freddo, io lo Ma metto noi lo così. mettiamo Mi dai il freddo. latte? Che ce ne frega a noi? Mettiamolo freddo. Andiamo a Mettilo. Vedi? Già si scalda. E adesso si sistema. Tu non ci crederai, capito? Io l'avevo già buttato questo coso. Ho detto no, non è riuscito. Facciamo- E invece i segreti della cucina, aggiungendo il latte e continuando a girare, avete Per far sì che creato non si formino niente gruppi. che di meno la besciamella. Ora tu mi aiuti? Mi aiuti con Ancora? dell'altro latte, sì? Mi aiuti. Basta, basta. E andiamo a lavorare. Scioccante, ragazzi. Ecco qua, guarda. Ecco, Questa è la besciamella e possiamo pronta. spegnere. Sì, Togliamo questo. sì. Prendiamo una bowl. Una bowl. Mettiamo un po' di besciamella qua, così. Ecco. Togliamo. La mettiamo da parte? No, questa lasciala qui. Questa rimane qui, ecco. Correggiamo di sale. Metto io un po' così? Sì. Un po' di sale. Sale. Ecco. Ok. Il parmigiano. Mi dai un cucchiaio? Eccolo. Mi vedi se c'è un'altra frusta, mon amore? Ma certo. Eccola qua. In questo tipo di lavorazione c'è chi ci metterebbe la panna. Io non gliela metto. Amo la salsa al Così. parmigiano. Quindi è una besciamella al parmigiano Esatto, la praticamente, salsa al giusto? parmigiano, esattamente. Se la vogliamo raffinare un poco di più, la filtriamo, cioè la setacciamo
Io un po' di pepe glielo andrei a E anch'io glielo metterei, sai? Ecco qua. Ok. Sento che la vuoi assaggiare. Non so Mamma perché. mia, fammi vedere un attimo. Vai, mischia il pepe. Buonissima. Ok. Prendiamo questa crema di parmigiano Sì? e la mettiamo E la qua. mettiamo qui, impiattiamo alla fine. Così, così. Ok. Andiamo a preparare ora quella che io ho chiamato la pizza Di finocchio. di finocchio. Che sì. cosa strana, vediamo È un una pizza attimo. vegetariana di finocchio, guarda. Allora, quindi Andiamo a tagliare il finocchio un bel finocchio. in questo modo così, lo tagliamo di netto così. Poi facciamo un taglio veramente fine, così. Delle slide quasi, ragazzi. Ok, Quindi, prendiamo una boule. Mi serve una boule grande, questa. bello. Così. La vasca da bagno non ce l'avevi? Esatto. Quella è la vasca dove io lavavo i bambini. Esatto. Praticamente. Facevo il Allora, bagnetto, la guarda che mettevo facciamo. dentro la vasca da bagno. Ce l'avevi anche tu, vero? La farina, guarda, così la farina, vedi? Ora ti faccio vedere una lavorazione stranissima, Pazzesco. veramente. Mi riempi un po' d'acqua in quel bottiglio dove avevo Questa? messo il latte? Bene, Sì, va quindi Andiamo a mettere il sale. Sale, dell'olio, ci sei? sì. Che faccio con Un l'acqua? uovo, Bene, quindi finocchio, farina che hai uovo, messo? sale, Del parmigiano. parmigiano, quindi fai tipo un impasto col finocchio. Esattamente. Così, Eh? un po' di Un po' pepe. di pepe e dell'acqua? Sì. Perfetto, il sale l'ho già messo e ora con le mani rigorosamente sporche vado a fare questo lavoro. Andiamo a fare questa miscela, diciamo, questo Mi piace impasto. andiamo, mi piace che dice andiamo. Scusa. Per Guarda quanto è partecipazione, bello, guarda vedi, quanto- bello, bellissimo. Mi metti un altro cucchiaio di farina? Sì. Ecco qua. Allora, a gusto si può mettere la cipolla come non si può mettere, Noi? capito? Noi potremmo anche mettere, sai, anche un po' di sedano, carote e cipolla. glielo Mettiamo un mettiamo. poco di questo, Mettiamolo, così, dai. giusto per dare Dà un aroma po' di in aroma più. in più. Oh, bello, Ok. ragazzi, bellissimo. Avanti, a Lazio, Perfetto. a Roma. Questo lo facciamo così. Bene, quindi l'impasto è fatto. E dobbiamo solo, ti faccio vedere cosa dobbiamo fare. Abbiamo della salsiccia che andremo a Privare nel suo budello e mettere sopra, quindi cosa stiamo facendo? Adesso prendiamo questa Non ci teglia. crederete, una pizza di Questa teglia finocchio. già incartata, mi ci metti dell'olio? Che tu dici, ma come la fa adesso la pizza di finocchio? Vedrete, step by step, Noi riusciremo a steppiamo. capire come. Oramai step by step ci piaceva. Quindi, finocchio, cosa hai messo? Cosa hai messo finocchio? Farina, formaggio, parmigiano, pangrattato, uova e acqua. 7 Sale ne e contate. pepe. Sale e pepe, E no, ora 9. facciamo così. 9 cose. Mettiamo questo qua e andiamo a prendere. Ah, quindi Allora, praticamente poi nel forno cosa diventa questa cosa? Diventa tutta una cosa croccante, Brava, giusto? che andremo a mettere in forno con questa sua pastella che abbiamo Bella ragazzi, creato. vedi la pastella di finocchio, pazzesco. Ecco qua, abbiamo coperto tutto, guarda. In questo modo qua. Cosa ci resta di fare? Gradirei se tu dessi una spolverata di Una parmigiano. spolverata di parmigiano per finire, Una ragazzi. spolverata di parmigiano. Guarda. Ecco, seguitemi Eh? per altre ricette. Su Antenna Sicilia c'è chi la vuole cotta, ragazzi. Sto per infornare la mia pizza di finocchio. Dopo aver fatto questa spolverata di parmigiano, state attenti che tutti gli angoli siano ben parmigianati, possiamo dire così. Ma un po' di pepe io lo metterei su. Metti un po' di pepe su. Un pizzico. Posiamo. Un pizzico di pepe così. Pronto, dai, vai in forno. Posso? Prego.
Ah, la salsiccia la metti dopo? Mi fa confondere. Ah, ragazzi, volevo vedere se eri preparato. Sì, vedi? sì, mi ha dato. Cioè, che assistente sei? Scusami, fammi capire. Salsiccia. Che assistente salsiccia. sei? Ce l'hai il brevetto? Sì. Se stai attenta, sai, perché io un giorno parlerò con la direzione. Che dici? Parlerò e dirò sta femmina per forza c'hai. Così. Un palermitano glielo dici com'è? Dirò così. Sta femmina per forza c'hai essere per via rubare. Che cretino. Bello. Ora la lasciamo in forno. Sì. I tempi sarebbero 200 almeno a 20 minuti, mezz'ora. Però guardatela perché deve croccantare. Deve La carta vi deve croccantare, diventare ragazzi. nera. Deve diventare nera la carta. Va bene? Ecco qua. Ora la posso mettere in forno? Dai, mettila in forno. Abbiamo detto mezz'oretta. Sì. Ecco qua. E voilà. Ci rivediamo tra poco? Facciamo un po' di pulizia e prepariamo quel piatto e andiamo all'assaggio. Dai, Vedi, te sei tutto pulito, ma perché ho messo una padella? per scaldare quelle? Bravo, scaldiamo un attimino le bruschette, così, Bene. stando attento a non bruciarle, così, e prepariamo il primo piatto. Dai, prepariamo il primo piatto. Primo piatto. Qua, eh? Nel Ecco. frattempo che fa? Ti esco la pizza, la Dai, esco, esci la pizza, portiamoci avanti. ci portiamo avanti. Ah, che roba! Mamma mia, che meraviglia, ragazzi. Che roba! Che meraviglia. Pensare che sono solo finocchi. Croccantissima, solo finocchi con Mi quella dai pastella. una pinza e un cucchiaio. Una pinza e un cucchiaio a te. Ecco. Le abbiamo scaldate un pochino, ma senti che profumo. Profumo, è vero, sì, Senti, moltissimo. E due. Vediamo. E come i piatti? Fare Mamma questa mia. bruschetta vegetariana. Con besciamella di parmigiano. Con besciamella di parmigiano. Vi ripeto, se la volevate senza questi grumetti, che non sono grumi di farina, ma sono i grumi del parmigiano. Andava raffinata. la Com'è la potete besciamella setacciare. raffinata? Un po' così. E Y fatto. Bene, allora, E quella che questa è fai, la bruschetta la tagli vegetariana. così, la Poi tagliamo? questa la prendiamo così. La tagliamo, dai, tagliala. No, ci vuole un coltello più grande. Ah, certo. Ci vuole un coltello. Ci vuole la sciamitarra. 1, 2, E 3. Senti la croccantità. Mamma mia, ragazzi. La croccante, io voglio il bordo. Quella là. Se il bordo fosse stato più piccolo. Guarda un po', era il bordino. E allora? Ah, Eh, è tipo una pizza particolare. Sapore di finocchio. Un mix di sapori. Come la trovi? Molto buona. Me la metti da portare? Certo. Ma che bello. Questo è fatto. Molto Poi buona. mentre tu continui ad assaggiare, Bravo. io ti fornisco il necessaire per la bruschetta. Veramente buona. La croccantità ti piace? Senti la croccantità. E questa è la bruschetta. Un piatto per la bruschetta. Sai che non ci avevo pensato. E voilà. E andiamo a questo assaggio, dai. Che la pizza si può fare col finocchio. Dimmi questa bruschettona vegetariana. Finalmente i vegetariani avranno La possono qualcosa mangiare, certo. con una spinta. La posso assaggiare io, sono vegetariano. No, dai. Non scherzare, dai. Ci vediamo alla prossima, felici di essere sempre con voi. Buoni, E ragazzi. c'è chi la vuole cotta, ma c'è chi la vuole con noi. Arrivederci. Crema di parmigiano su bruschette vegetariane. Per la crema di parmigiano 30 g di burro, 20 g di farina, 500 g di latte, 200 g di parmigiano. Per le bruschette 50 g di parmigiano grattugiato, 200 ml di latte, 50 g di burro, 50 g di farina 00, un uovo,
4 patate grosse, mezza cipolla, 300 g di piselli secchi, 50 g di pangrattato, sedano, carota e cipolla quanto basta, sale e pepe quanto basta. Pizza di finocchi e parmigiano. 3 finocchi, 200 ml di latte, 150 g di farina 00, 100 g di parmigiano, 3 nodi di salsiccia, sale e pepe quanto basta.